Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti della mattina. Smantellata la più vasta organizzazione criminale transnazionale di streaming illegale, forniva servizi di pirateria audiovisiva a oltre 22 milioni di utenti. Una maxi operazione, quella condotta dagli agenti di polizia, che vede coinvolte diverse province italiane, tra cui Catania, e 7 paesi europei. Si contano 102 indagati. Parliamo ancora di lotta contro la criminalità, ma spostiamoci nelle province di Trapani e Palermo, dove è stata scoperta un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Nel mirino degli inquirenti 2 aziende poste sotto sequestro. L'ex governatore siciliano Rosario Crocetta è stato assolto dall'accusa di corruzione, lo hanno deciso i giudici della terza sezione del Tribunale di Palermo nell'ambito del processo sull'inchiesta Mare Nostrum. Assolti anche l'armatore Ettore Morace e l'ex collaboratore di Crocetta Massimo Finocchiaro. E ora passiamo alla cronaca nera con un incidente sul lavoro a Cammarata, in provincia di Agrigento. La vittima è Roberto Borgia, un agricoltore di 50 anni. L'uomo, morto sul colpo, è stato schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. Finisce a Gela nel Nisseno dopo ben 4 anni una storia di abusi sessuali e violenza ai danni di una 14enne più volte molestata dal compagno della madre. L'uomo 52enne è stato arrestato. E con questo è tutto, prossimo appuntamento più tardi alle 19:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.